Dentro le case di comunità si potrà trovare per tutte le ore del giorno e della notte un medico, sicuramente un infermiere che garantirà sia servizi come un ambulatorio infermieristico, ma soprattutto la presa in carico del paziente cronico dentro ai PDTA insieme al medico di famiglia e agli altri professionisti. Sarà presente il personale amministrativo in grado di fare front office e diciamo accoglienza. Questo è il personale standard che appunto è previsto dal decreto ministeriale che dovrà essere dentro alle case di comunità. Cioè, non tutte le case di comunità sono uguali, nel senso che alcuni Certo. servizi sono in alcune e altri in altre. Sì, sono tutte molto diverse, pur avendo una base comune, proprio perché si è cercato di valorizzare quello che già esisteva dentro a quella struttura o accanto a quella struttura. Per esempio abbiamo un paio di case di comunità dove c'è un diretto collegamento con ambulatori specialistici come la diabetologia o la pneumologia. Abbiamo case di comunità dove per esempio sono stati mantenuti servizi consultoriali o di screening e altri in cui c'è una sinergia con i servizi per la disabilità. Appunto, il fattore comune è la possibilità di accedere attraverso sempre il numero unico 116 117 per avere una risposta telefonica o in presenza su un bisogno di salute. E l'altro aspetto comune su cui è la fatica maggiore che stiamo facendo è proprio quella di farle diventare il luogo dove i percorsi di cura per i pazienti anziani prevalentemente del territorio con una o più malattie, perché ricordiamo che poi le malattie non stanno mai da sole, proprio perché trovino lì un punto di riferimento per il trattamento e il percorso della loro cronicità.